Torniamo in diretta, il telegiornale del Veneto. Hanno sacrificato 500.000 veneti, finiti in croce come Cristo. Utilizza queste parole forti Don Torta per lanciare la nuova manifestazione a Roma il 4 ottobre. Il tema è quello delle banche popolari venete. Se aspettiamo la procura, dice Don Torta, in molti moriranno. È giusto che andiamo davanti al Parlamento, che andiamo a Roma il 4 di ottobre e che ci troviamo in tanti a dire una democrazia difende la giustizia e deve assumersene tutte le responsabilità. Lo dice forte e chiaro in un video postato in queste ore sul suo profilo Facebook. Lo sfondo è quello della sua parrocchia, Adese. Il Don non allenta la sua battaglia contro chi ha distrutto il credito e il risparmio in Veneto, calpestando centinaia di migliaia di famiglie. E per il 4 ottobre organizza così la protesta davanti alla Camera dei Deputati. Perché se noi aspettiamo che rispondano le procure, molti di queste persone, a migliaia, forse moriranno prima. Questa è un'ingiustizia che non possiamo partecipare, siamo veramente indignati. Per i processi poi potrebbero costituirsi 4.000 ex soci. Intanto il 18 ottobre al Tribunale delle Imprese di Venezia ci sarà la prima udienza della causa per l'azione di responsabilità nei confronti di Gianni Zonin. 500.000 famiglie che in Italia sono state sacrificate come Cristo sulla croce, inchiodate nel loro diritto di avere i loro risparmi. E poi la battaglia in Consiglio Comunale ieri a Padova. Si doveva discutere di ospedale, ma dopo l'incontro tra sindaco e rettore il sindaco non è nell'aula, nel Parlamentino di Palazzo Moroni, così l'opposizione va all'attacco. Io la ritiro chiedendo l'audizione. Non lascerò che il sindaco da Ponzio Pilato se ne lavi le mani e scarichi sui consiglieri una responsabilità che è prettamente sua. Grazie a tutti, quindi noi ce ne andiamo perché non ci facciamo prendere in giro da voi. A sorpresa l'ala bitonciana dell'opposizione ritira la mozione sul nuovo ospedale dal Consiglio Comunale, data l'assenza del sindaco Giordani, che per tutta la seduta non è stato presente durante la fase delle interrogazioni. Bitonci, prima di uscire, ha chiesto l'audizione in Consiglio del governatore Luca Zaia, del direttore generale dell'azienda ospedaliera Luciano Flore e del rettore dell'università. Giordani poche ore prima, dopo un incontro proprio con Rosario Rizzuto sul nuovo ospedale, aveva detto così: io vorrei che entro l'anno le istituzioni si parlassero e trovassero il modo di definire quando, dove, come, perché. I tempi dunque si allungano. Anche Bitonci, quando era sindaco, prima di decidere Padova Est, aveva cambiato idea sul sito, ventilando anche l'ipotesi di via Corrado. Ora però il leghista attacca Giordani, che aveva definito un danno erariale la cessione dei terreni di San Lazzaro. Il presidente della Corte dei Conti ancora l'anno scorso ha spiegato molto bene, direi, che quando c'è uno scambio di beni, di terreni tra enti, quindi c'è un interesse pubblico che è chiarissimo tra enti, tra comune e regione, non c'è un problema di Corte dei Conti. L'unico dell'opposizione a rimanere in aula ieri sera è stato Simone Borire del Movimento 5 Stelle. Noi del 5 Stelle riteniamo che le battaglie devono essere fatte sul campo, personalmente e in prima fila. Ora vi ricordiamo come poter contattare la redazione di Antenna 3 con Lo dico ad Antenna, anche se avete un problema cui nessuno dà soluzione, cerchiamo di trovarla insieme. Redazione @antenna3.it, telefono 0422 023 0898, un sms allo 351 1755 340. Ora una storia, ed è quella di un artigiano padovano che ha realizzato il pianoforte più grande del mondo. Venerdì l'esordio concertistico a Palazzo della Ragione, è il più grande, come vi dicevamo, e ci ha messo 15 anni a realizzarlo. Una bottega simile alla liuteria del violino, è sicuramente la bottega più piccola del mondo che fa il pianoforte più lungo al mondo. Questa è una storia con tanti record. Lui è Luigi Borgato, padovano ed ultimo artigiano al mondo a costruire a mano pianoforti da concerto. Dalla sua piccola bottega a Sossano, in provincia di Vicenza, è uscito il pianoforte più grande del mondo, che esordirà, inutile dirlo, nella sala coperta più grande del mondo, quella del Palazzo della Ragione a Padova, la città dell'inventore del pianoforte, Bartolomeo Cristofori. È un lavoro che
che ci è costato almeno 10 anni, insomma, di prove, di test e di costruzione vera e propria. Poi abbiamo anche avuto problemi per fondere un telaio di ghisa molto più grande, perché all'interno del pianoforte sapete che c'è un telaio di ghisa per la trazione delle corde che supera le 25 tonnellate. Il pianoforte più grande del mondo è un pezzo unico, ma dopo il prototipo i tempi per la realizzazione di un suo gemello potrebbero essere, per così dire, accorciati a 1600 ore di lavoro nella piccola bottega in cui Borgato lavora assieme alla moglie e a 2 collaboratori. Per noi sarà anche una verifica, tutta una serie di verifiche che già insomma, abbiamo fatto nel nostro laboratorio, e adesso lo sentiremo soprattutto in una sala così molto grande, che mi dicono che ci sono delle complessità acustiche. Ad ascoltare il pianoforte più grande del mondo il 29 settembre al Palazzo della Ragione ci saranno 800 persone, tra cui anche un grossista di pianoforti in arrivo direttamente da Pechino. Il pianoforte più grande del mondo è grande anche nel prezzo, 330.000 euro. Non esattamente per tutte le tasche. Altra storia è quella di un ambulante che oggi si è incatenato a Cafarsetti, a Venezia, sede del comune, per protesta contro il sindaco. Vediamo perché. Se voglio vivere dovrò diventare un illegale. Chi parla è un ambulante di Venezia, Ugo Cemolin. Questa mattina si è incatenato prima a Cafarsetti, poi ha esposto il suo striscione di protesta nel salone antistante la sala di giunta. La protesta contro le nuove disposizioni comunali che lo obbligano a ridurre le misure del suo banchetto da ambulante in campo San Vidal, ai piedi del ponte dell'Accademia. Peccato, dice, che per gli ambulanti il comune abbia tenuto 2 pesi, 2 misure. Tutte le concessioni sono tutte esproprietà. In effetti è stato definito anche dall'assessore Buraso da tutti, è una casba legalizzata. A suffragare le parole dell'ambulante anche il consigliere grillino Davide Scano, che contro il provvedimento entra a gamba tesa. Ma non riesco a capire se si tratta di una qualche marchetta elettorale. Riva degli Schiavoni è una delle zone più appetibili di Venezia e quindi a maggior ragione si dovrebbe applicare, per uniformità e per imparzialità soprattutto, il banco tipo anche lì, perché non si possono fare figli e figliastri. L'ambulante, già nota iniziative eclatanti di questo genere, alla presenza di consiglieri e assessori nel corso della 5ª e 9ª commissione comunale, ha chiesto risposte chiare, ribadendo a chiare lettere come dietro alla riforma si nasconderebbe il ricatto delle licenze, parole condivise anche dal consigliere PD Nicola Pellicani. E noi vigileremo perché tutti siano trattati allo stesso modo. È chiaro che la materia è molto complicata perché riguarda i banchi degli ambulanti, poi ci sono i chioschi che hanno un regolamento, un regime diverso. È chiaro che noi dobbiamo poi aprire il discorso a tutti i plateatici. Resta solo il tempo di ricordarvi gli ospiti di questa sera. 20:10 avremo un approfondimento con un incontro con Frank Merenda, che è un giornalista, conduttore TV e radiofonico, che oggi era a Treviso, lo vedete, per raccontare i segreti della comunicazione, della vendita e del commercio, insomma tanti appassionati e non solo, professionisti, insomma, che abbiano nel mirino del proprio futuro l'idea di allargare e fortificare la propria azienda. È tutto per questa edizione del Telegiornale del Veneto, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Grazie, buona serata. Prevale il bel tempo, salvo per isolati e veloci disturbi su alcuni settori delle nostre regioni. Scopriamo insieme in quali. Sul Veneto sarà una bella giornata di sole ovunque, più nubi al mattino sul bellunese ma senza precipitazioni degne di nota. Sul resto dei settori cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Vediamo anche le temperature che risultano essere più o meno stazionarie, le minime saranno comprese tra i 13 e i 15 gradi, massime sui 20-23 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Qui sarà irregolarmente nuvoloso al mattino, più soleggiato al pomeriggio, ma con possibili isolati piovaschi sull'Udinese settentrionale. Vediamo anche le temperature, le minime si attesteranno sui 13-15 gradi, massime sui 22-24 gradi circa.
Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, qui sarà in prevalenza stabile e soleggiato, tuttavia con qualche temporale sui confini alpini più occidentali, poco nuvoloso altrove. Temperature minime sugli 11-14 gradi, massime sui 22-25 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati settentrionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci!